Le due finaliste di questo Totò delle Province 2014 sono 15 maschile. Eccellenza veramente guarda adesso vince Protta non scritto maschile under 15 trofando l'invasione al muro c'è il muro, la finisce alta bellissimo questo qua, bellissimo 17 e c'è il muro punto del capitano, porta a casa il vantaggio punto Vicenza, importantissimo, e anche un match ball a disposizione, 18-17. E vince Vicenza 19-17.
si è accorto il giudice, non c'è stato nessun ricorso da parte della, come posso dire, della squadra che sarebbe stata eventualmente penalizzata, che ha accettato più che sportivamente il verdetto del campo, ma il regolamento da questo punto di vista è abbastanza preciso. Quindi, contrariamente a quello che avete visto, c'è stata un'inversione del risultato sportivo che abbiamo visto nel campo per quanto riguarda la finale per il primo posto. Okay? Siamo qui con la selezione provinciale Under 15 maschile di Venezia, arrivate in finale, un partitone punto su punto e poi alla fine... Beh, abbiamo dato il 100%, però si sperava una vittoria in un altro modo. Comunque abbiamo dato il 100%, loro se la meritavano sul campo. Vogliamo ringraziare soprattutto le persone che ci hanno portato qua e tutti i miei compagni. Vai raga! Siamo qui con la selezione dell'Under 15 maschile della provincia di Vicenza, arrivate anche loro in finale come Venezia, se lo sono giocata punto a punto nel campo, hanno vinto per 2 punti al terzo set dopo una partita tiratissima, però per un errore di cambio il regolamento è fiscale, le regole vanno applicate e purtroppo perdono la finale, diciamo, sulla carta. Un complimento va a tutti, però adesso sentiamo il capitano, sicuramente saranno dispiaciuti, però cosa dite di questa finale, di come avete giocato, vi siete piaciuti? Sì, beh, abbiamo giocato benissimo, benissimo. È stato quell'errore lì che non doveva esserci, è stato un po' di caos, è stato messo il libero perché c'era un po' di casino e allora è successo quello che è successo. Ciao!